altri si tirano, questi sì. E adesso ragazzi, E la una volta facevano guardate un po', siamo nel garage qua, tutti sinistri. di Gianni. Dello stesso anno che lì. E niente, il leoncino l'abbiamo messo in saccoccia. Guardate qua Luca, il contadino, ti piace questa visita? Sì, no, stavo spiegando E niente, adesso caro Gianni, qua la passione per Luca. Ti accorgi di tutto proprio? Ecco Luca? qua. sì, è... Hai visto di cosa si accorge? Adesso qua caro Gianni invece presentaci un po' quest'auto, ecco. Questa è una Fiat 509A torpedo, nata torpedo, e poi negli anni 40-45 è stata modificata di paraurti, di calandra a forma di cuore, di parabrise con l'apertura a compasso quando in origine doveva avere la parte sotto fissa e apribile solamente la parte alta, e di particolare ha 3 porte, le 2 anteriori e solamente una posteriore per i passeggeri. Di che anno è questa? Questo è un 29, fra 1929. 100 anni. E come mai ti ha preso quest'auto? È un'occasione? Le auto d'epoca sono queste, le auto d'epoca Sì? sono queste. Ti piace questo modello qua? Poi prima targa in ferro, stemma al fascio, Milano, ha il suo perché, ha il suo perché. Ecco qua, Luca magari vieni qua con la pila qua e niente, insomma. Questa qua ogni tanto L'ho data a casa a settembre. A settembre. Adesso anche questa insomma da metterci mano qua, cioè almeno mica. servirà un tagliandone e poi via. Hai già provato a guidarla o devi? No, esatto, non anche ancora, qua. non ancora. Devi. È già assicurata comunque. È già assicurata, ecco qua. 1929. Marvin, gustatelo. Sì. Fiat 509 uso manutenzione, Fra 5 anni farà 100 anni. Mamma mia. Pazzesco, 100 anni. Ma te ne rendi conto, Marvin, Ecco qua, Il profumo del vintage, come piace a noi. Frecce laterali a bacchetta, scomparsa, funzionanti. Ecco qua, caro Max, appassionati qua di vecchie Fiat, guardate un po' il retro di questa bellissima Fiat 509, chiaramente auto che insomma non fa parte della nostra epoca, però insomma ragazzi 100 anni, fra 5 anni fa 100 anni, non cosa da poco. Più o meno questa, quant'è che andrà secondo di velocità? 50? 70 all'ora. Insomma, vabbè, insomma, è già per avere 100 anni fare 70 all'ora è già veramente Portando 4 adulti, importante. una bella macchina, Mamma mia, Marvin, ma te ne rendi conto? Guarda che interni che facevano. Spettacolo, Marvin, che spettacolo! No, plastica. Guardate qua Luca, il contadino del Roveredo. La battaglia di Marvin contro i plasticoni moderni continua. Guardate qua. Mamma mia. Marvin, Un bel 4 cilindri questo. siamo senza parole, senza parole. Credetemi. Questa qua di cilindrata quant'è che? 9,90. 9,90. Mamma mia, Marvin. Guardate un po', ragazzi. Marvin, Le rifiniture anche, insomma. Pensa che si poteva permettere una macchina tutto rigido. Era una macchina già per signori questi, sì. Pazzesca, vai sulla targa, Marvin. Merita, Marvin. Vai sulla targa, è pazzesco, Pazzesco, Marvin. Credimi. Ecco qua, bellissima anche questa, Anche questa è un bel concetto. Sì, è stata ripresa. È stata ripresa. L'anima sta già sfiorendo. Dici che era il suo colore originale? No, vero, esatto, insomma, è stata ripresa. Insomma. Però comincia ad avere già qualche craquelé, qualche sfumatura di. Però comunque dai, tanto adesso è qua il coperto, per cui insomma. Sì, adesso Ecco qua. per essere goduta. Tu i tuoi figli li vedi sopra questa macchina? No, vedi, Mi piacerebbe tanto, ma ho paura. cosa dici Renato? Ormai i giovani non vogliono potenza. È un merito anche del tuo canale, Marvin. Trasmettere la passione
verso il mondo vintage ai giovani, mi raccomando Marvin, perché so che tanti giovani si sono appassionati a questo mondo vintage e è anche un tuo compito da fare e lo stai facendo veramente molto molto bene, credimi, perché tanti ragazzi si appassionano a questo mondo. Io cerco di trasmettere l'immagine, quello che gli occhi miei vedono, poi perché questi mezzi il resto lo rispetto lascio ai agli moderni altri. avevano e hanno un'anima, ricordatelo Marvin. Sicuramente io sono un appassionato di carrozzeria e guarda qua che disegni, erano opere d'arte, veramente. Certo, Disegno opere d'arte. dei veicoli. Guardate un po', Luca il contadino, hai trovato qualcosa di interessante? Sì. Cos'è che hai trovato? Guarda cosa ho messo su una macchina del genere, guarda, che è una fassita. Ah vabbè dai Luca. Lei è una roba anche di là, Tracce di artigianalità? Ma sì, dai, va bene, una dai, ci macchina sta, ci sta. E già che ci sei, vuoi dirti quello di prima? Ah, beh, quello è una cosa. Vabbè dai, lascia, ormai quello l'abbiamo fatto, dai. No, perché c'hai a destra. Ecco qua, bellissimo. Sì, adesso. Ecco qua, spettacolo. Ecco qua, bellissima 509, a breve 100 anni. E niente qua, bravo Gianni, lo ringraziamo. Ecco qua la sua passione. E siamo venuti qua in questa bella giornata qua nelle zone vicentine, che c'è qualcosa sempre da portare a casa e trasmettere agli appassionati. Per Renato hai parlato anche troppo, dai. Che dici? Certo. Viva la passione, viva il vintage. Evviva! E viva Max. Gianni, ringraziamolo. Ecco qua. Sempre mondo vintage e sempre passione e anima per questo mondo, ricordate. Spettacolo. Amate il vintage, godete il Saluto a vintage Max e a tutti gli e appassionati respirate il di vintage. auto storiche. Ciao. Anche Angelo Carucci. Saluto. Guardate qua ragazzi, Marvin Tour in Veneto. Sono qua in compagnia di Renato, Luca il contadino di Rovereto, anche Gianni, dobbiamo andare a mangiare e guarda qua, abbiamo parcheggiato così casualmente in questo piazzale e andiamo a Ma trovare. che mangiare, noi ci siamo fermati per vedere questo spettacolo. Marvin, guarda, con Luca il contadino, che Ho visto anche un spettacolo. maggiolino 6 volte adesso, andiamo a Tutti a te, beccarlo. ma non possiamo neanche staccare per mangiare un boccone, perché dove c'è Marvin è una calamita, le Pazzesco. attira, è qualcosa di pazzesco, le sta tirando tutto il Marvin, ma non è possibile. E c'è Renato e non raccontiamo bugie, guarda laggiù in fondo, cosa Mamma vedi? mia Marvin, Io ma non è vedo, possibile. io vedo un maggiolino, andiamoli a vedere, Ma sei dai. te che attiri, sei. Guarda qua Renato, un maggiolino, 6 volte. Marvin, ti sei fermato per mangiare un boccone e attiri i mezzi storici. Pazzesco. Ma è pazzesco, Marvin, Guardate qua, Pazzesco. saluto l'amico Max e tutti gli appassionati di... Mamma mia, che bello Marvin, guarda che bello. Anche dentro. Questo è un maggiolino, vetropiatto, Mamma mia, che bello Marvin. eccezionale da brivido. Eccezionale, Marvin, per te le pause non esistono, ti No. fermi e attiri le auto Tettuccio, storiche. regolare, di serie, boh. Ora qua, è appena arrivato il paraurti nuovo qua, qualcosa? Mamma mia Marvin, Spettacolo, dai. bellissimo. Renato, andiamo a mangiare? Marvin, Mamma mia, che cosa tiri ancora? Dove passi te arrivano i mezzi. Pazzesco. Sei una calamita del vintage, in diretta. Ecco per qua voi. ragazzi, appassionati qua di vecchi ferri. E gustate la diretta Marvin, la diretta, pazzesca come al solito. Andiamo a mangiare, va là Renato, che sennò te mi deliri. Se non attiri altri veicoli, intanto. Ciao a tutti. Ciao.